Mister Roberto Zapparata all'inizio di una nuova settimana che inizia dopo il passaggio del turno in Coppa, sicuramente un ottimo inizio per questa neonata società. Sì, è un inizio come ci auguravamo, come sognavamo che potesse avvenire, una doppia vittoria, cosa che ovviamente ci dà ancora più fiducia per il futuro, contro una squadra che sia all'andata, in particolare sul parquet del Palla dalla Chiesa, ci ha notevolmente impegnato, però sono due vittorie che credo che i ragazzi l'abbiano meritata e conquistate con grande volontà, in particolare la vittoria in trasferta che abbiamo conquistato praticamente a 13 secondi alla fine. Tra l'altro, squadra che si dimostra pronta a tutte le soluzioni perché ha vinto sul sintetico in casa, ha vinto sul parquet in trasferta, quindi è una squadra, diciamo, pronta all'uso. Beh, diciamo, non dobbiamo esaltarci più di tanto, dobbiamo essere consapevoli che i ragazzi hanno fatto delle ottime cose, dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto lavorare sulle cose da migliorare, che ovviamente a inizio stagione sono tante, e cercare di farci trovare pronti sabato quando inizia l'avventura della C1. Ecco, sabato inizia ufficialmente la storia in C1 del 3M, subito un avversario tosto, avversario di categoria come il San Vito che un paio di anni fa addirittura ha sfiorato anche l'approdo in Serie B. Che partita, che avversario ti aspetti e anche come la stai iniziando a preparare visto che la settimana sta entrando nel vivo? Beh, intanto stiamo cercando di verificare le condizioni di tutti, che è la cosa più importante in questo momento. Il desiderio è quello di essere al completo, di poter avere tutte le opzioni possibili sulle quali abbiamo lavorato in precampionato. L'avversario è tosto da rispettare, conosco Mauro Basile da tanto tempo, Fabrizio Allegra ancora di più, e quindi sono giocatori che rispetto, che ovviamente si faranno valere, ma noi vogliamo iniziare col piede giusto, quindi stiamo lavorando per questo. Ovviamente non sarà facile, ma è questo l'obiettivo. Tra l'altro di recente la squadra ha anche ufficializzato un paio di volti nuovi, tutta gente d'esperienza visto che comunque l'obiettivo è dichiarato. Beh, diciamo che in ogni squadra, in qualsiasi momento della stagione, vi sono le porte scorrevoli e girevoli, quindi chi magari gioca meno può essere, come dire, non sempre entusiasta, e noi abbiamo bisogno sempre di avere il massimo entusiasmo nello spogliatoio, e poi quando ci sono i presupposti per poter potenziare e creare magari più alternative nel ruolo, non dobbiamo farcele scappare. Però è ovvio che è sempre meglio lavorare con un gruppo già stabile, un gruppo come dire, con cui abbiamo iniziato, perché in queste condizioni è più facile crescere e migliorarsi.